Ecco, la parola alla ricercatrice, quindi sostanzialmente che cosa è emerso? Allora, per quanto riguarda le analisi che IRES Veneto e le ricerche che ha condotto sul monitoraggio del piano sociosanitario regionale, sia a livello regionale, sia quella che ho condotto io nello specifico sul territorio della provincia di Treviso, da queste ricerche emerge che purtroppo ciò che era di buono previsto nel piano sociosanitario non è stato attivato. Mi riferisco alle strutture intermedie che sono state citate precedentemente, ad esempio nel territorio della provincia di Treviso, ULSS 7 e 8, ad oggi di tutti i posti di ospedale di comunità, di unità riabilitativa territoriale che sono stati programmati e che sono stati discussi in questi anni, al momento non ce n'è nemmeno uno di attivato. Lo stesso problema riguarda i medici e le forme associative. Non è partita ancora nessuna medicina di gruppo integrata. Credo neanche a Padova comunque, in Treviso, per cui. Non è partita e ad oggi non è ancora partita, e le percentuali di medici che sono attualmente ancora singoli, cioè non membri di forme associative o membri delle forme associative più semplici, tipo le associazioni, in alcune ASL, in alcuni territori è ancora molto elevata. Quindi questo fa intuire che potremmo essere ancora un po' troppo lontani dalla reale attuazione di quello che il piano aveva previsto. A ciò si aggiunge quella che è già stata definita la riforma epocale della sanità, sulla quale appunto, come è stato detto, abbiamo comparato quelle regioni che vengono definite benchmark come qualità dell'assistenza fornita sia dal punto sociale che sanitario, quindi Toscana, Lombardia ed Emilia Romagna. E l'obiettivo era quello di cercare di capire che cosa il Veneto avrebbe potuto imparare nel bene o nel male da quelle regioni che avevano già intrapreso, come la Toscana, o stavano discutendo, come la Lombardia, percorsi di riforma analoghi. Che cosa emerge? Questa è anche una domanda che, se volete, possiamo discutere successivamente. Emerge che tutte queste riforme sono accomunate dalla volontà, dalla ratio del risparmio, della razionalizzazione, dell'efficientamento, che è una cosa assolutamente importante. Però ciò che emerge dalla ricerca è che c'è una lacuna nelle modalità con cui si potrebbe raggiungere il risparmio, perché il risparmio non è automatico. Studi lo dimostrano a livello nazionale, a livello europeo, casi appunto di fusioni aziendali in ambito sanitario dimostrano che il risparmio va costruito, perché non è la riperimetrazione istituzionale che garantisce automaticamente risparmio. Serve un intenso lavoro manageriale per il cambiamento organizzativo e per avere effettivamente una nuova azienda. Esattamente. E questo al momento i documenti che vengono forniti non sembrano chiare le indicazioni su quali potrebbero essere strategie per avere quel reale cambiamento organizzativo ed avere nuove aziende e non la sommatoria delle esistenti. Allora, secondo me adesso dovrei passare la parola a Boron e Barisone. E però con la domanda io seguo questo perché è proprio in linea. Presidente, Consiglio regionale, Giunta, Direttore generale, Direttorio dei direttori, Collegio sindacale, Servizio ispettivo, Comitato di indirizzo, articolo 11, dalla teoria alla pratica. Cosa vi fa pensare di riuscire ad adempiere anche a quei provvedimenti, a quegli intenti che già il piano sociosanitario attuale o quello che stiamo lasciando aveva? Perché dalla teoria alla pratica, io ho esordito all'inizio con una domanda di carattere di riorganizzazione aziendale, cioè quando c'è un problema bisogna intervenire sul problema. Chi è che interverrà per riuscire a soddisfare le esigenze dei cittadini? Sì, però così anche sì. Fate tutti e due, dividetevi la patata. Beh, io parto anche un po' di deformazione professionale perché sono un piccolo imprenditore, quindi capisco cosa vuol dire logica di razionalizzazione e di sinergie all'interno di una struttura. E non c'è dubbio, ma sposo in pieno, non c'è dubbio che una legge la scrivi, ma poi bisogna attuarla, e quindi per attuarla e arrivare agli obiettivi ci vogliono le persone capaci che siano in grado, ma questo vale su qualsiasi cosa. Cioè non è che facciamo una legge, la scriviamo ed è risolto, no? C'è l'intento, la legge detta le linee e poi ovviamente c'è tutta anche una prassi e comunque degli indirizzi che possono essere trasmessi direttamente tramite indirizzi proprio della Giunta su quello che è ovviamente come perseguire la strada. La legge delinea il macro su quello che si deve fare. Un esempio, l'unificazione delle ULSS. Noi siamo partiti semplicemente non perché ci siamo svegliati alla mattina e
e l'abbiamo pensato così, ma c'è stato uno studio approfondito da parte della Ca' Foscari su questo, come ha delineato che il numero di abitanti all'interno di un ULSS come organizzazione porta a delle sinergie e quindi porta a dei risparmi. E questo numero, e la tabella ce l'ho, ma poi la posso anche prendere e farla vedere come parla, no, da 200.000, 300.000 abitanti fino a 1 milione di abitanti, come questo porta mediamente da 300.000 abitanti d'ULSS a 1 milione 17 euro pro capite di risparmio. Io credo per un manager che poi dovrà ovviamente attuare questo sia una cosa facile da individuare. Infatti la riforma interviene nella razionalizzazione non dei costi sanitari, ma dei costi amministrativi. 9 milioni di euro complessivi, è corretto? Guarda, 17 euro pro capite su 1 milione di abitanti che è la provincia di Padova più o meno, no, 90 sono milioni. 17 milioni. 90 milioni complessivi. Sì, ma li ho fatti, guardi, ho una tabella, li ho fatti io i conti passando proprio dall'ULSS attuale, di ogni ULSS attuale all'ULSS della legge con il numero di abitanti e si arrivano a quei valori, forse anche di più. È naturale e ovvio pensare che questi sono programmazioni come su un'azienda, no? Si fa il business plan certo. E poi ci vogliono i manager, i bravi imprenditori che attuano gli obiettivi, che portano gli obiettivi e attuano i business plan. Bene, l'ULSS unificata, cioè l'ULSS ridotta, porta a delle sinergie che è facile individuare, penso ovviamente alla razionalizzazione degli uffici. Bene, non è che qui l'attacco all'inizio no, si poteva pensare a una riduzione del personale, non è vero, sappiamo benissimo che molto spesso in certi uffici, in certi ambiti amministrativi, la mancanza di personale dettata proprio che non si può assumere porta anche a un servizio non proprio efficiente. Razionalizzare questo e quindi mettere in sinergia gli uffici porta con le persone attuali, con gli occupati attuali a dare un servizio migliore, a produrre effetti migliorativi. Poi c'è la parte, e questa è la riduzione dell'ULSS, è relazione Ca' Foscari, che io ho presentato in commissione nel settembre del 2015 e a presentazione di legge, quando l'ho menzionata nel 21 giugno del 2016, mi hanno detto che nessuno l'aveva mai vista senza accorgersi che io gliel'avevo consegnata a novembre del 2015. Poi si sono accorti in relazione e hanno trovato le virgole all'interno di quello che diceva o quello che non diceva, ma un dato oggettivo essenziale è quello che dice che il numero di abitanti, se aumenta all'interno di un ULSS, diminuiscono i costi amministrativi, non parliamo dei costi sanitari. Poi c'è la parte di azienda zero. Azienda zero, e sulla legge c'è scritto che comunque l'attuazione è graduale, no? Cioè l'attuazione, le deleghe vengono man mano date dalla Giunta, perché è possibile pensare, ed è ovvio pensare, che dal 1° gennaio non è che se gli dai tutte le deleghe schioccano le dita ed è trovata la soluzione. Quindi pian piano che si struttura e che mette in atto quanto la Giunta gli dà di delega e porta ai risultati, gli acquisti. Chiunque fa... Ma non crede, scusi, non voglio essere scortese, ma non crede che è molto rischioso quello che state facendo nei confronti di qualcosa che comunque funzionava bene, comunque, insomma, rispetto ad altre regioni? Non è troppo rischioso? No, io non credo sia rischioso. Come decisione, come... Io non credo sia rischioso come chiunque pensa di programmare il giusto per il domani, ma forse ambizioso, ecco. Ambizioso. Ma credo sia giusto e doveroso, cioè pensare che di fronte, e non lo dico perché succede negli ultimi 2 anni, perché succede dagli ultimi 10-15 anni, di fronte a un continuo abbassamento dei trasferimenti in ambito sanitario da parte del governo centrale, una regione che dà un sistema sanitario eccellente, benchmark, perché è una delle regioni benchmark, è una deve trovare il modo di reperire le risorse possibili per fare quello che diceva il consigliere Sinigallia prima, che è un dato oggettivo, cioè che la sanità moderna è fatta di investimenti strutturali e di tecnologia, non è fatta di altro, è fatta di investimenti, e per far quello devi avere soldi a disposizione, soldi. Quei soldi o li trovi, quelli soldi o li
trovi nella parte amministrativa, nella parte burocratica, nel sistema di gestione e quindi l'investimento nella sanità, nell'ottimizzazione delle risorse che hai, ma anche nella riorganizzazione ospedaliera che costa l'IRDD. Bene, ma come abbiamo detto prima, anche i project possiamo fare gli spot e te ne lancio qualcuno se vuoi, però sto dicendo un'altra cosa, quello che parliamo, organizzazione ospedaliera, l'abbiamo detto prima, è piano sociosanitario, sarà in discussione prossimamente il piano sociosanitario. No, voglio dire che in questi 2 anni un qualche risparmio ancora prima di arrivare... La legge pone 2 pilastri essenziali e su quello si basa la legge. Il piano sociosanitario è un'altra cosa, ed è azienda zero come azienda che centralizza e accentra gli acquisti, la parte amministrativa per trovare sinergie e risparmi. Chiunque fa azienda sa benissimo che se compra un prodotto a un prezzo, se ne compra 10 dello stesso tipo a un altro prezzo, chiunque. E dall'altra parte la riduzione delle USE per determinare dei risparmi amministrativi che non abbiamo detto noi, ma sono stati indicati anche da una relazione della Ca' Foscari. Possiamo dire che la sede dell'azienda zero sarà a Padova? A Brusegana. No, Chiesa Nuova, scusa, sei di chiedo. No, io sono convinto che questa è una riforma che rispondere alle domande dei cittadini, rispondere alle domande dei cittadini nel momento in cui diciamo che questa riforma, che tocca l'impianto tecnico, amministrativo e burocratico e non sanitario, perché quello lo affronteremo nel piano sociosanitario, crea delle economie, che vengono reinvestite sui servizi sanitari. Quello a cui faceva riferimento prima il mio collega, degli studi della Ca' Foscari, ci dicono che l'obiettivo è di raggiungere per ogni anno un risparmio di 90 milioni per quanto riguarda l'azienda zero, e quindi tutte le competenze che avremo in questa società, in questa azienda a livello regionale, e 30 milioni di euro di risparmio sulla gestione tecnico-amministrativa delle ULSS, quindi sono circa 120 milioni all'anno. 120 milioni all'anno nel momento in cui noi li mettiamo nelle cure sanitarie abbiamo sicuramente un miglioramento. Io voglio sentire la consigliera un attimo. Bignasego, lei ha fatto il sindaco. Sì. Allora, visto che ha fatto il sindaco e faceva parte al Bignasego di una unione dei comuni, in quell'unione dei comuni c'è stata una riduzione delle spese, un'ottimizzazione dei servizi? Allora, c'è stato un miglioramento dei servizi a parità di spesa dei comuni, perché il fatto di mettere insieme delle funzioni ti dà la possibilità di migliorare i servizi a parità di spesa, quindi io sono convinto che anche la riorganizzazione della sanità in questo modo sicuramente se ne accorge sicuramente, perché non vai a toccarla per quanto riguarda nuove entrate, gli dai servizi anche migliori rispetto a quelli di prima. Consigliera, secondo lei risponderà un po' a quelle che sono anche le aspettative, quelle che mi sono le problematiche? Ma io vorrei citare 2 dati. Alla fine giugno di quest'anno, e i dati li hanno avuti i giornalisti, noi non possiamo averli, li leggiamo sui giornali, è emerso che ad esempio Treviso passa da un debito di 35,8 milioni e ha chiuso il 2015 a meno 9 milioni e 7. Allora mi chiedo, questa tanto decantata riforma, se mi porta nei primi 6 mesi dell'anno a un debito che è 4 volte tanto, siamo sicuri degli obiettivi che ci siamo posti e che la modalità sia corretta? Ma i bilanci, scusa, non ci sono nuovi... Ma come fai a dire? Ma ascolta, Barisò, io ti ho ascoltato. Dei debiti. Ascolta Barisò, lo sai meglio di me che in questo momento stai dicendo delle cose che non corrispondono al vero. Perché voi avete nominato... È già entrata in vigore. Ma scusa, hai nominato 9 commissari o no? Ma è già entrata in vigore la riforma, l'azienda zero c'è. Ma ascolta, avete fatto i commissari sì o no? Ma cosa c'entra il commissario con la revisione delle ULSS? Abbiamo ancora tutti i direttori amministrativi e sanitari nelle vecchie ULSS. Ascolta, per fortuna che li abbiamo tutta l'organizzazione antecedente alla riforma. La riforma entra in vigore dal 1° di gennaio, se non lo sai. Forse, mi perdoni, guardi, forse loro vivono in un altro mondo che non è quello del Veneto, perché se guardiamo come sta andando, ad esempio l'ULSS mia, l'ULSS 20, ma se la riforma entra in vigore il prossimo anno, come fai a dire che ha creato dei debiti? Ma ascolta, avete fatto i commissari sì o no? Ma scusa, c'entra i commissari con
la riforma... Perdonami Barisò, ma stai dicendo una cosa che non è vera, perché la riforma entra in vigore dal 1° gennaio 2017, oppure ho capito male, quando è già entrata in vigore? Ma ascolta Barisò, quanti direttori generali ci sono? Dal 1° gennaio Quanti direttori generali ci sono? Non possono fare scelte straordinarie, lo sapete. Quanti direttori amministrativi ci sono in questo momento? Quanti direttori generali ci sono? Barisò, almeno di la verità alla gente. Ma è già entrata in vigore la riforma. Abbi la cortesia di dire la verità alla gente. Abbiamo approvato la riforma una settimana fa, entra in vigore dopo 60 giorni della pubblicazione, e tu mi stai dicendo che ha già creato quest'anno 30 milioni di euro di effetti. Scusi, lei che vive a Padova, quanti direttori generali ci sono? 3. Sì. Allora di cosa quanti stiamo direttori parlando? amministrativi ci sono? Corrisponde al PDL quanti direttori 23, amministrativi ci sono in provincia di Padova? Allora di cosa stiamo parlando? parlando? Quanti ce ne sono di direttori amministrativi? No, ma ho capito. Quanti ce ne sono di direttori sanitari? L'organizzazione è quella ancora della vecchia riforma, non c'è la riforma, entra in vigore dal 1° gennaio. Vedremo tra un anno ci troviamo a vedere come sarà. Io sono molto... Tra un anno ci si trova. Siccome quando gli dai dei dati certi, loro reagiscono in questa maniera, allora io dico... Ma lo dico con estrema serenità. Noi abbiamo 260 milioni di risorse accantonate, ma i debiti delle ULSS al 30 di giugno sono 560 milioni. Vabbè, noi adesso dobbiamo vedere allora io dico, tra un anno e mezzo, ma molto serenamente, e lo so che loro si scaldano perché quando gli dici la verità, la realtà è questa. Allora io dico, se sarei partita da un aspetto diverso, visto che i bilanci a 2015, quindi con 21 ULSS, davano un risultato di pareggio della sanità in Veneto, perché questo è stato accertato riducendo. Abbiamo la certezza che il controllo della spesa sia sotto controllo? A mio avviso no, e lo dimostrano i primi 6 mesi dell'anno, che dimostrano una cosa diversa. Però ci abbiamo ancora 21 ULSS, comunque vedremo tra un anno. No, non ci sono 21 ULSS, perché noi un direttore generale ce ne abbiamo 9 come prevede la riforma sanitaria. Io sono in chiusura, non entriamoci in questo. Jacopo Berti, battuta di chiusura. No, di fronte a questo adesso vedremo se fatti i piani, cioè che non rimanga come piano sociosanitario, perché il piano sociosanitario pareva fosse, non c'eravamo ancora, però fosse stato fatto in concertazione, parlando, quindi fosse qualcosa di veramente condiviso a tutti i livelli, e invece sono stati portati adesso dei dati, c'è stata una inattuazione, cioè non è stato attuato per la sua stragrande maggior parte, e quindi è bellissimo fare i piani quinquennali per il rinnovo, però ok, però se rimane lettera morta, allora cosa sta facendo la politica per risolvere i problemi dei cittadini? L'importante della politica è anche... Ne aggiungo una che è questa, che già veniva detta, il processo di riorganizzazione territoriale prevede che succedano delle cose anche al personale, no? Perché si accorpano i servizi. Allora, è chiaro che questo è un tema che riguarda di più la categoria del pubblico impiego, eccetera. Però non è che si può pensare di fare questo processo riorganizzativo saltando le parti sociali. Cioè, esattamente come è successo per l'altra parte, bisogna che ci sia la disponibilità di attivare anche con le organizzazioni sindacali, non solo quelle rappresentative del personale, perché non si fa nessuna rivoluzione senza il personale, nessuna, giustamente, ma nemmeno per la rappresentanza degli utenti, mi permetto di dire, perché sennò potremmo arrabbiarci pure noi. Battutissima Senigallia, che poi tira le somme sposato, perché siamo poi in chiusura estrema. Ribadisco lo schema, ci sono aspetti positivi, ad esempio i cittadini del comune di Vigonza, di Godarzere, cioè di quelli che erano ai confini di un'altra ULSS, potranno con l'ULSS provinciale accedere alle visite specialistiche con una mobilità che prima non avevano. Cioè scegliere sotto quale ULSS, non ci sarà più il confine dell'ULSS, e quindi è a livello provinciale, quindi prima dovevano andare a fare visite specialistiche all'interno del proprio bacino ULSS e si mettevano in coda invece quando andavano a Padova, oppure non avevano l'accesso al pronto soccorso all'ospedale di Padova, cioè a Cittadella a fare geriatria. Adesso non è più così, adesso c'è una libertà, mobilità dal 1° gennaio diversa. L'aspetto negativo è che potremmo rischiare
ed è forte questo rischio, un forte accentramento delle funzioni nel comune capoluogo dove c'è l'hub e avere i servizi invece della periferia nel resto della provincia con una minore attenzione, anche perché c'è un unico direttore generale, per 930.000 abitanti ed è questo il rischio dell'allargamento del perimetro. Veramente bravi, non saremo vedere scuole. Allora, questi sono gli aspetti positivi del rischio. Sì, tiriamo proprio le file, che cosa ne hai capito tu, velocissimo. Un altro momento ci dite anche qual è il profilo di questo mega direttore, perché sarebbe anche ma faremo altre puntate su questo perché la sanità io ricordo Anna sì, infatti, la prossima volta. Un anno fa circa abbiamo parlato di questo stesso argomento, ancora era tutto in discussione. Gennaio-febbraio. Sì, e c'erano alcuni dei presenti, c'era una situazione sembrava di molta conflittualità da parte della maggioranza dell'opposizione. Io invece quello che ho percepito stasera è che un bel confronto che c'è stato a livello politico in aula e a livello con le parti sociali. Certo, poi ognuno deve portare avanti la propria posizione, l'opposizione fa l'opposizione, la maggioranza fa la maggioranza, però la sensazione che io questa sera ho rispetto a un anno fa quando è partito è di una bella collaborazione. È importante che si traduca in efficacia, in efficienza e una erogazione di servizi adeguati ai cittadini, perché per quanto mi riguarda da uomo d'azienda sono preoccupato perché il discorso che faceva adesso Senigalli poi trasformare dalla teoria in pratica con un discorso che si rende più piramidale rispetto a un discorso orizzontale come c'era prima, lo vedo un po' difficile, però la speranza è questa. Io faccio i complimenti a chi ha lavorato per maggioranza e opposizione personalmente. Volevo solo dire che condivido quanto detto, perché le cose si fanno sempre per i cittadini, quando si fanno per i cittadini bisogna trovare anche comunque un cerchio allargato. Però non sempre così. No, non sempre così, però la sanità è un tema molto particolare, delicato, e questo è avvenuto in fasi che sono state audizioni, ascolto anche con i sindacati che hanno portato prima un maxi emendamento e poi in aula con la discussione è avvenuto su tavola di trattativa con l'opposizione, del quale, ripeto, se l'opposizione fa una proposta e la maggioranza l'accetta vuol dire che la condivide, cioè non è che questa è stata la discussione che ha portato alla riforma. Adesso ovviamente bisogna fare i fatti, perché i cittadini poi si aspettano quello. Assolutamente. Ci lasci lavorare. Ecco, esatto. Io vi ringrazio per essere intervenuti, il tema è molto delicato, è difficile da comprendere, dedicheremo altri appuntamenti perché appunto siamo sollecitati dai telespettatori che ci scrivono e ci hanno chiesto proprio di affrontare questo tema, di spiegarlo. Vedremo anche in corso d'opera, poi magari tireremo anche le somme con le osservazioni sempre dei nostri telespettatori. Grazie a tutti quanti voi di aver partecipato, io vi lascio al nostro speciale Quinto Piano e noi ci rivediamo naturalmente domani. Grazie a tutti, arrivederci, buonanotte. Eccomi arrivata al Quinto Piano e voglio andare proprio a farvi scoprire che cos'è Quinto Piano, quindi Euro Interim Servizi, e vediamo che cosa c'è da scoprire nel pomeriggio. Eccomi qua. Buongiorno Elena, ben arrivata, benvenuti a Quinto Piano. Che cosa c'è qui? Quinto Piano è un mondo pieno di cose. Venite, vi faccio vedere e vi spiego che cos'è. Liliana, dove siamo? Allora, qui siamo nella zona della biblioteca. Dietro di me abbiamo gli acquari dove si svolgono le lezioni singole, quindi il one-to-one con il tutor per andare a approfondire una materia, preparare un'interrogazione o un compito in classe o magari anche un'esposizione molto importante. E allora, è un doposcuola. Si tratta di un doposcuola, un pomeriggio per i ragazzi che hanno bisogno di un piccolo aiuto. Ma come viene dato questo aiuto? Andiamo ancora a scoprirlo. Intanto io vedo delle formule matematiche. Filippo, cosa stai facendo? Di che cosa ti occupi? Sto facendo degli schemi per il secondo principio della dinamica, uno degli argomenti che più mette in crisi gli studenti in fisica. E quindi devono essere supportati da te nel pomeriggio quando devono affrontare queste tematiche altre? Sì, diamo un supporto in materie come fisica, una di quelle che crea più difficoltà, poi biologia, scienze, matematica, queste sono quelle di cui mi occupo io,
Quindi un aiuto a fare i compiti, ma anche una vera e propria ripetizione, più divertente delle ripetizioni normali, qualcosa di diverso. Si spera sia più divertente. E allora lasciamo imparare la trigonometria insegnata da Filippo, che è bravissimo, esperto di materie scientifiche, ma non ci fermiamo alle materie scientifiche, c'è la letteratura, ci sono tante materie per le scuole superiori, poi anche per le medie, ma anche per le elementari. E allora andiamo a vederle. E allora con Liliana, responsabile di quinto piano, andiamo a scoprire un'altra aula, tutte colorate, tutte belle, attraenti, perché ho detto bambini, ragazzi, adolescenti, seguite tutti. Dai 6 anni fino alla piena maturità, compresi appunto anche i test universitari. E allora giriamo, la struttura è bella grande, soprattutto luminosa, colorata e attraente. Incontriamo Lucia che ci fa scoprire che cosa, dove siamo? Siamo in una sala ristoro dove i nostri ragazzi fanno un po' di pausa, magari si fanno una chiacchierata, si conoscono. Proprio una domanda tecnica, ma se io volessi iscrivere mio figlio, mio nipote o qualcuno a quinto piano, cosa devo fare? Può chiamarci tranquillamente, parlare con me o con la Liliana, può venire a vedere, fare un'ora di prova che sarà gratuita e dopo decido, in base a quelle che sono le necessità, decidiamo assieme quali sono le pianificazioni per questo ragazzo. I ragazzi sono contenti? I ragazzi sono tutti contenti, sì, vanno via sorridendo, a volte arrivano un po' brontolando, però poi vanno via contenti. E allora andiamo a scoprire anche questa idea, questa contentezza, da cosa nasce, un progetto che in realtà è ben più ampio, ma dovete seguirmi. Andiamo a conoscere il presidente, ma voi lo conoscete ormai già. Eh sì, Luigi Sposato è la mente di tutto. E allora vediamo cosa ha da raccontarci. Vogliamo raccontare un po' come nasce questo progetto recentissimo, però che ha una storia ben più lunga? Sì, la storia è lunga, ahimè gli anni passano per tutti, nasce dall'esperienza di Eurointerim, Agenzia per il Lavoro, e successivamente dall'esperienza dell'Agenzia per il Lavoro abbiamo fatto nascere nel 2003 l'Eurointerim Servizi e abbiamo creato di conseguenza questo quinto piano, e partendo da un concetto semplice. Noi crediamo che l'approccio al lavoro, l'approccio all'impresa, l'approccio alla vita, l'approccio alle relazioni è sempre un approccio, è sempre un modo che tu hai di affrontare le cose. Se lo affronti in maniera adeguata hai successo, se non lo affronti in maniera adeguata non lo hai. Allora noi crediamo che l'approccio allo studio sia un modo di approcciare anche alla vita, e quindi di conseguenza se non hai dei risultati nel mondo della scuola, nello studio, evidentemente hai un approccio allo studio diverso, un approccio dallo studio sbagliato. Quindi da qui la necessità di correggere questo approccio, che sia un approccio proattivo allo studio, un approccio motivante, un approccio dove tu aumenti l'autostima, non diminuisci la tua autostima. E il tutto viene fatto attraverso insegnanti giovani e di conseguenza il ragazzo si sente seguito in un contesto comunque molto gradevole, e diciamo che siamo insomma sempre in movimento. Sempre in movimento, ma sempre attenti alle persone, a dare anche certezze e sicurezze, quindi provare per credere, affidarsi a una struttura. All'inizio i genitori possono naturalmente anche entrare con i propri figli per vedere di che cosa si tratta, ma poi sicuramente li lasciano andare per la loro strada perché sono ben supportati e ben seguiti. E allora da Via dell'Industria numero 60 a Padova, in zona industriale, al quinto piano della struttura, noi vi lasciamo